È tuttora ricoverata in gravi condizioni nel reparto di rianimazione del San Bortolo la donna di 51 anni che è stata investita da un'auto verso le 11:30 nell'attraversare le strisce pedonali di via Fratelli Bandiera mentre si stava recando proprio in ospedale. La prognosi resta riservata dopo il lungo intervento chirurgico a seguito del gravissimo trauma cranico subito. È solo l'ultimo incidente stradale in ordine di tempo in una città dove esistono zone dove la frequenza dei sinistri avviene con inquietante ripetitività, come strada Marosticana, dove i residenti hanno sollecitato più volte interventi al comune per migliorarne la sicurezza. Solo ieri pomeriggio si è registrato uno scontro tra un'auto e un camion al confine con due ville. Fortunatamente la donna al volante ha subito un trauma meno impattante, da codice giallo. Mi sono reso conto che c'era l'incidente perché erano tutti fermi. La strada Marosticana sta diventando pericolosa. Dobbiamo rassegnarci. Diciamo, deve cambiare anche la mentalità della gente. Gli assessori qualche volta che fanno la viabilità non sono all'altezza. Purtroppo trovo sempre dei cartellini dove c'è scritto Nicola pedala con noi, un altro nome pedala con noi, quindi si dovrebbe intervenire. Poi certa gente comunque accelera e la sicurezza non diciamo che è proprio a 100%, soprattutto quando vedo i conducenti con i telefonini in mano. Quello è proprio per me una cosa esagerata. Dossi lo so che non si possono, quindi qualche auto velox con le multe. Le auto velox vedo che anche dove ci sono non servono. Non è neanche la velocità o qualche comportamento particolare sul tipo di guida che uno magari sa condurre, ma è proprio l'imprudenza. C'è sempre di più gente che non ha la minima cognizione di come si guida. Servirebbe più vigilanza, ma da persone, non da, come si può dire, da manichini messi lì così, persone che vedono, che possono anche intervenire e anche magari aiutare a modificare, a fare qualcosa.